Allora, eravamo rimasti a Nove, in provincia di Vicenza, cioè città della ceramica per antonomasia. Cosa è successo? Sì, allora dicevo, il concetto è quello di andare a ridurre la quantità di rifiuti. E allora abbiamo colto noi come ETRA un momento importante che è stato organizzato dal Comune di Nove, notoriamente noto per essere il Comune della ceramica, e riduzione di rifiuti lo si può fare anche attraverso piccole azioni. Ad esempio, non utilizzando i cosiddetti posaterie o piatti di plastica, bicchieri di plastica, perché quello è impropriamente detto di plastica, perché è un rifiuto non riciclabile. Cioè non è plastica come il Non è PET, plastica, ad esempio, come la bottiglia dell'acqua che possiamo trovare sì. al supermercato, non è plastica come ad esempio l'involucro che contiene magari il flacone, diciamo così, che raccoglie il detersivo. Cioè quello del doccia schiuma, del bagno schiuma, quello che è, non Esattamente, è la quella è stessa cosa. plastica riciclabile, mentre invece il bicchiere di plastica, quello usa e getta, il piatto di plastica, la posateria di plastica è un sottoprodotto, cioè quello non può essere riciclato, cioè non produce altra plastica. Quello è arrivato alla sua fase terminale E che ne di facciamo? vita. Cosa avete fatto? No? Allora, cosa abbiamo fatto a Nove? Abbiamo mandato dei messaggi educativi perché ETRA crede molto nella comunicazione e nell'educazione ambientale. Abbiamo colto quindi quel palcoscenico per dire produciamo meno rifiuti possibili, a cominciare dalle piccole azioni. Durante il periodo estivo molto spesso si usano piatti posaterie di plastica, che magari per una famiglia dice sì, cosa sarà il piatto, eccetera, ma raccolto per questo quantitativo per 600.000 utenti, perché questo è il nostro bacino Certo. d'utenza, significa produrre tonnellate di rifiuto non riciclabile. E il rifiuto non riciclabile è un rifiuto che va o in discarica o nel termovalorizzatore Perfetto. ed ha dei costi economici e sociali importanti. Due messaggi, uno in particolare diceva è meglio utilizzare le bottiglie di plastica vegetali che sono in commercio adesso, e l'altro relativamente tante volte l'imballaggio molto grande costa più del prodotto stesso, vedi shampoo, quant'altro, prodotti per l'igiene personale sono molto ingombranti. Sì, purtroppo quella è una scelta industriale, nel senso che diciamo così, l'indicazione che posso dare è scegliamo i prodotti che hanno meno, diciamo così, involucro, Però poi il c'è la minor qualità del quantitativo di... prodotto che non... Però qui dopo cozza Eh. magari con la qualità del prodotto e bisogna riuscire a conciliare i due elementi. Non sempre è facile, bisogna essere attenti, ma qui non dipende da noi consumatori, dipende purtroppo da scelte industriali a livelli più elevati. Mi auguro e auspico che nel breve periodo, breve-medio periodo, ci sia anche una legislazione, mi auguro europea, così perlomeno standardizziamo il sistema in un ambito più vasto rispetto a quello nazionale, ci sia una normativa che va verso una riduzione del quantitativo di rifiuti. E su questo direi che l'Europa ha iniziato un percorso anche, anche concettuale, perché si sta andando dal concetto di differenziazione del rifiuto al concetto di valorizzazione del rifiuto. Fino a qualche tempo fa l'Europa diceva dovete differenziare il più possibile, quindi tutto ciò che va in discarica o va nel termovalorizzatore deve essere la frazione minoritaria del rifiuto che viene prodotto. Nel nostro bacino siamo riusciti a raggiungere un livello di differenziazione pari al 70%. È un ottimo Ottimo, livello sì. perché è superiore a quello che ci è stato chiesto dalla normativa nazionale, che era il 65%. Però non basta, dobbiamo raggiungere obiettivi più
elevati. Dobbiamo raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 76% di differenziazione. Io credo che in ETRA riusciamo a farcela, rispetto attraverso l'impegno dei cittadini, la campagna di informazione e di comunicazione che noi costantemente facciamo. Perché cosa vuol dire dobbiamo raggiungere? Ci sono delle sanzioni? Ci sono degli obiettivi che prescindono, secondo me, anche dalle sanzioni. Dobbiamo prioritariamente avere rispetto del nostro ambiente, del nostro habitat. Ridurre la quantità di rifiuti, differenziare il più possibile, deve essere un comune denominatore, indipendentemente dalle sanzioni che poi verranno applicate. Ecco. Quindi sono un obiettivo da perseguire Da assolutamente. perseguire comunque. Ma l'Europa ci dice anche qualcosa di più, ed è un concetto che è di recente ingresso nella normativa, cioè il rifiuto come valore. Cioè quel rifiuto che non riusciamo a differenziare e che comunque dovrà essere in qualche modo smaltito, deve diventare una risorsa. In parte lo è, ad esempio attraverso il termovalorizzatore. Il rifiuto secco non riciclabile produce energia. Questo è un modo per valorizzare il rifiuto, ma valorizzare il rifiuto lo facciamo anche con le altre frazioni di rifiuto riciclabile, ad esempio attraverso il vetro. Il vetro poi viene trattato e reimpiegato. La plastica può essere riciclata, la carta altrettanto, la componente umida, quindi l'umido domestico, diventa compost, quindi diventa un qualcosa che può essere rimesso nel mercato, produce quindi ricchezza. Perfetto. Parliamo anche, visto che mancano anche pochi minuti, di altri aspetti importanti. Qui stiamo parlando dell'importanza della raccolta differenziata, del recupero del rifiuto e quindi anche sapere quali rifiuti possono essere recuperati, il valore. C'era un messaggio che parlava anche che ci sono costi diretti e costi indiretti dello stesso prodotto. Il costo diretto è quello che paghi, l'indiretto è quello per lo smaltimento del rifiuto. Certamente. Che effettivamente è un'osservazione interessante su cui non ci si sofferma molto. Però... Sì, andando avanti con quello che è cosa significa appunto servizio ambientale integrato. Dicevo prima, noi ci occupiamo del progetto di riduzione del quantitativo di rifiuti, ma ci occupiamo anche di fare educazione perché il rifiuto venga correttamente conferito. Noi abbiamo un sistema di raccolta differenziato, quindi quanto riuscite a differenziare? Glielo chiedo al volo, è arrivato un messaggio. Differenziamo oltre il 70%. Oltre il 70%, perfetto. Il rimanente 30% invece è un rifiuto che va all'inceneritore. ETRA su questo ha raggiunto un obiettivo sicuramente importante, quello del 70% di differenziazione. Però quel 30% di rifiuto che non riusciamo a riciclare, e quindi è un rifiuto che va a finire nell'inceneritore, è un rifiuto che grava in maniera massiccia sulla bolletta dei nostri utenti. Allora noi sotto profilo industriale e aziendale stiamo cercando di ridurre quella bolletta in che modo? Creando e cercando delle sinergie con altri operatori del settore, quindi con altre società pubbliche che si occupano di rifiuti, come mettendo insieme le risorse e gli impianti che abbiamo. Quindi facendo diciamo così, sinergie, economie di scala. Allora ETRA è entrata di recente in un contratto tra aziende operatrici in ambito veneto, un contratto di rete, dove hanno aderito AIM di Vicenza, Lava di Schio, Contarina di Treviso, anche la società del Polesine, ci siamo noi di ETRA e mettiamo a disposizione i nostri impianti.
in modo tale da fare delle economie di scala. Partecipiamo ad esempio assieme nelle gare per la raccolta dei mezzi, nelle gare anche di carburante per i mezzi, in modo da fare sistema, da fare massa critica, in modo da avere anche delle economie, da avere quindi dei benefici che si riverberano anche nella bolletta dei nostri utenti. Ma questo è quello che facciamo noi come azienda, ma è importante che anche il nostro utente differenzi correttamente il rifiuto, perché l'obiettivo del raggiungimento del 76%, io dico anche dell'80% di rifiuto differenziato, dipende anche molto dalle azioni quotidiane che facciamo. A questo proposito c'è un altro messaggio che chiede, ma se io ho una plastica, la metto differenziata con la plastica e poi vengo a scoprire, come faccio a venire a scoprire che è una plastica che non è riciclabile? Allora, noi inviamo ai nostri utenti annualmente un calendario, che è il calendario poi dei giri, diciamo così, che fanno i nostri operatori per la raccolta differenziata. All'interno di questo calendario ci sono anche delle note informative. Lo facciamo non solo attraverso questo, diciamo così, appuntamento annuale, ma lo facciamo anche periodicamente attraverso il nostro notiziario. All'interno del nostro notiziario che inviamo periodicamente ai nostri utenti ci sono tutte le indicazioni per differenziare correttamente. Non solo, lo facciamo anche attraverso un'educazione costante, impegnata all'interno delle scuole. Sono oltre 100 le scuole che ogni anno noi contattiamo, quindi si tratta di migliaia di bambini, ragazzi, ai quali facciamo educazione ambientale. Riteniamo che questi siano dei soggetti che poi veicolano messaggi ambientali anche all'interno delle proprie famiglie. Non basta, lo facciamo anche attraverso iniziative pubbliche come queste, ad esempio, lo facciamo attraverso iniziative pubbliche come quelle che ho detto prima, le sagre, le fiere, ad esempio l'iniziativa di Nove è stata un'occasione per lanciare un messaggio semplice ma che impatta positivamente. Siamo giunti in chiusura, una battuta proprio. Quindi continuate a informare anche tutti coloro che insomma, ne hanno bisogno di questa attività, insomma, di come fare anche la differenziazione. Certamente, il nostro impegno comunque andrà oltre, cercheremo anche di fare degli spot pubblicitari in modo da raggiungere magari quei soggetti che non sono così facilmente raggiungibili attraverso le iniziative che già facciamo. Perfetto, quindi tranquilli, verrete comunque a conoscenza delle modalità, vi verranno ricordate in tanti modi anche a flash, che è sempre molto utile. Allora, siamo arrivati al termine, grazie Presidente di essere stato qui con noi, di averci dato un ripasso in generale di cose estremamente importanti e utili. Ringraziamo i nostri telespettatori di aver partecipato con i messaggi, di averci seguito e naturalmente io vi invito all'appuntamento come sempre domani. Grazie, buon proseguimento. Buongiorno.